troppo negati. Adesso c'è uno che le pensa, com'è che? Sento, le pensa. E 1000 ne fa. Gabriele Marconi! Herbeck, ben arrivato! Ti porgo il microfono bianco. Grazie, grazie. Poi allungando questo gioco di parole, effettivamente tu potresti condurre questa trasmissione in gran parte da sola e diciamo, intitolare questa trasmissione 100 le pensa? No, 100 voci. No, questo programma in realtà si chiama 100 Gianni, perché si chiamano tutti Gianni. Però, C'hai ragione, c'hai ragione. So 100 le pensa e Gianni Turco li fa. Che vedi? Li fa cantare. è molto perplesso. No, perché effettivamente se andiamo avanti così, poi dopo... Vai avanti, vai avanti. No. Che mi scappa da ridere. Anche a me, ciao Gabriele. Peccato, pure lei, perché a me dispiace. Dispiace perché le donne, io devo dire, ho una predilezione per le donne, normale, sono un uomo, perché... ma in realtà io penso che le donne siano superiori a noi uomini su tante cose. Fatelo l'applauso, ma aspettavo da quest'altra parte poche donne. No, perché sono sicuramente più sensibili, più intelligenti, più belle, magari non tutte allo stesso livello, prendiamo, che ne so, Belen, che è una donna di un certo rango, non proprio come Floriana del Grande Fratello, che è una donna di un certo rango, casomai. No, scherzo, Floriana, la conosco. A volte è anche la voce che fa la differenza. Per esempio, io non farei mai l'amore con... non solo perché adesso ha una certa età, però anche se fosse stata, diciamo, più giovane, non farei mai l'amore con Rosa Russo Iervolino. Cioè, con quella voce inquietante. Io ci sono delle cose che mi mandano in bestia. Cioè, veramente mi mette un po' paura. Che poi, allora è vera sta storia che così mi hanno detto che la Iervolino nuda è come Napoli. Vedi Napoli e poi muori. Cioè, che poi è lei che ha causato proprio il problema dei rifiuti in Campania. Cioè, tutti quelli che si sono rifiutati di andare con lei. Oppure un'altra donna brutta, quale può essere? Rosy Bindi? No, ho detto donna. No, scherzo. Sì, scherzo. No, vabbè. Ma mi stavo dimenticando la Cancellieri, che è stata pure ministro. Quella che parla come Yogi, no? Sono molto contenta, soddisfatta, hai capito, Bubu? Così parla, veramente. È la Cancellieri che è stata ministro della giustizia, però poi hanno visto che era troppo garantista. Effettivamente chiunque fosse con lei era difficile metterlo dentro. E poi un'altra cosa, a parte essere a parte queste eccezioni, le donne non sono solo più belle, ma sono anche, come dire, più profonde, sono più attente. Per esempio, se noi andiamo con nostra moglie in giro per strada, no? E vediamo un'altra donna che ci sembra più bella di nostra moglie è capace di trovare in quella donna dei difetti che noi non immagineremmo proprio. Guarda, c'ha la cellulite, c'ha le labbra rifatte, il reggiseno non è in tinta con la maglietta. Noi uomini proprio queste cose siamo superficiali, non ci facciamo caso. Invece le donne sono più attente, soprattutto quando avvertono il pericolo. Perché le donne sanno quanto possono essere pericolose, più pericolose delle donne, ci stanno solo le altre donne. Però tante cose in più, dai, siete più forti, più resistenti al dolore, anzi masochiste proprio quando andate in giro con le scarpe e con i tacchi alti a spillo, proprio come fate? Lo fate, vabbè, per darvi anche un tocco di eleganza, siete più eleganti, siete più eleganti, ma diciamo anche perché alla donna piace fare la signora, diciamo, e anche quando litiga col marito, per esempio, c'ha sempre pensieri nobili. Poi come torniamo a casa facciamo i conti. Così. Però tra tante cose che avete in più, voi donne, posso dirla sta cosa? C'è una cosa che avete in meno, che cosa? Però non guardate il dito che vi confonde. Secondo me, almeno, non me menate, le donne, diciamo, rispetto agli uomini, ecco, hanno in meno il senso dell'umorismo. Almeno a me non è mai capitato di trovare una donna col senso dell'umorismo. La settimana scorsa mi è capitato per l'ultimo caso, stavo con una donna che mi ha sempre accusato di non essere, diciamo, romantico. Allora, per dimostrare che non era vero, me la sono portata in un ristorantino, cena a lume di candela, le ho donato una rosa, le ho preso la mano e gli ho detto: tu sei fortunata a stare con me questa sera, ma io sono ancora più fortunato perché con me ci sto sempre.
Era una battuta, ma lasciate. Perché? Perché non c'è il senso dell'umorismo. Comunque, al di là di questo, più o meno, la cosa importante, sia che sia un uomo, sia che sia una donna, più cercare il positivo, il dare di più. Ecco, noi dovremmo tutti ricordarci quella famosa frase, si può dare di più. Chi è che è stato il primo a dire questa frase? Si può dare di più, a parte il ginecologo della mamma De Magalli. Chi è stato il primo, anzi i primi a dire questa? Allora, non nell'ordine, proprio in ordine apparizione. Morandi, Ruggeri e Tozzi, che pare siano andati a mangiare e a bere in un ristorante dove si sono mangiati e bevuto di tutto, per come cantano sta canzone, guarda. In questa notte di venerdì, perché non dormi? Perché sei qui? Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via, la tieni con te o ne segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù, e per loro tu puoi dare di più. Salve, sono Antonio Lubrano e la domanda nasce spontanea a proposito di donne. Ma suor Cristina, che ha partecipato a The Voice, se rinuncerà alla musica, canterà a cappella? La risposta è: non lo so. Salve!